la discussione generale diciamo, ha toccato poco i dettagli di questa norma e ovviamente ci siamo soffermati tutti quanti su riflessioni di carattere generale, per cui ovviamente cercherò anch'io di fare alcune considerazioni in tal senso, rimandando ovviamente anche alla presentazione degli emendamenti che abbiamo proposto e depositato alla trattazione dei singoli articoli. Io credo che, sentendo anche la discussione, ovviamente non solo dei colleghi di minoranza, ma anche quelli di maggioranza, ma anche quanto ci ha riferito l'assessore regionale in commissione, si possa definire questo disegno di legge come un'occasione persa, che è quella di istituire veramente un corpo di, chiamiamolo polizia, un corpo di vigili regionale, cosa che mi risulta essere molto diffusa in tutta Europa. Solo in Italia, diciamo, so che ci aveva provato anche la Regione Lazio alcuni anni fa, però effettivamente anche rispetto a quanto ricordava poco fa il collega Moretuzzo, noi di fatto non avremo più, l'ha detto giustamente anche lei, lo toglie anche dalla legge il riferimento al vigile di quartiere, perché c'era ancora nella 9 del 2009, adesso ovviamente sparisce, e avremo tanti poliziotti locali e in alcuni casi, a seconda delle loro specializzazioni, avremo anche persone che, a seconda delle necessità degli enti locali, verranno poi diciamo, mandati in servizio in aiuto anche in altri enti locali. E quindi che senso ha avere un corpo di polizia locale se non avremo il vigile urbano, se non avremo il vigile di quartiere, ma avremo tanti vigili, se non vogliamo chiamarli poliziotti per non confonderci con le funzioni poi diciamo della polizia dello Stato, avremo tanti vigili che però sinceramente iniziano a perdere un po' quelle che erano le loro caratteristiche di urbani o comunque di locali, ma effettivamente rischiamo ovviamente di averli a disposizione di tutti gli enti locali della regione. E allora mi chiedo se la differenza non sia solo quella di mantenere una serie di ufficiali e sottufficiali per ogni corpo, quando potevamo avere un comandante della polizia regionale che poi prendeva alcune decisioni anche di mandare i dipendenti in giro a seconda della loro specializzazione. Questo succede col corpo forestale regionale, ce l'abbiamo. Non abbiamo i forestali locali, non abbiamo un forestale ogni 1000 abitanti, ma, come giustamente ricordava l'assessore anche al CAL, dovremmo avere un poliziotto locale ogni 1000 abitanti, il che è ovviamente quello che io mi aspetto anche da questa legge, prevedere l'assunzione di circa 300-400 persone, perché mi pare che siano un po' di meno di 1000 i poliziotti locali nella nostra regione. Il numero ottimale, ovviamente, come ricordava lei, è 1200, perché 1.200.000 abitanti, uno ogni 1000, si fa presto il conto, per cui almeno da questa norma mi attendo l'assunzione di 300-400 poliziotti locali, anche perché uno ogni 1000 in Carnia vuol dire uno per 3-4 comuni, 5, perché poi è più o meno a essere ottimisti. Questo è sicuramente un aspetto diciamo da tenere in considerazione rispetto a tutta la legge. Sulle altre cose, ovviamente questa è una norma che riprende in molti aspetti, l'abbiamo visto anche col quadro di raffronto rispetto alla 9 del 2009, sono poche le parti nere che segnalano una diciamo innovazione oppure un'abrogazione di quella norma e quindi andiamo a togliere qualcosa che già c'era. Perché se io adesso vi dicessi, vabbè, meno o male, introduciamo la possibilità di collaborare con la vigilanza privata. No, c'era già. Introduciamo i volontari. No, ci sono già. Diamo alla polizia locale il controllo ambientale. No, ce l'ha già. Istituiamo i gruppi Facebook, WhatsApp in regione. No, ci sono già. E quindi è chiaro che su questi temi non tocchiamo nulla.
Introduciamo la cittadinanza attiva? No, c'è già, è prevista dalla norma nazionale. È chiaro che, come detto, un conto è quello che noi scriviamo nelle leggi, un conto è quello che raccontiamo e facciamo percepire alla gente. Arrivo a quanto è successo a Udine, non nelle ore, nei minuti in cui noi stavamo discutendo in commissione il disegno di legge 125, questo qui sulla sicurezza ovviamente della regione. Nella via a fianco la nostra, tipo 10 metri di distanza dal nostro palazzo, Presidente, è successo quello che tutti quanti abbiamo visto con una rissa che ha visto coinvolti 10-15 persone e, ripeto, era in concomitanza con la nostra discussione, quindi pieno giorno. Io, quando abbiamo finito la discussione e ho letto e ho iniziato a vedere i video di questa rissa, la prima cosa che mi sono chiesto è stata: ma se avessimo istituito queste che ovviamente tutti quanti chiamano ronde, cosa sarebbe successo, Assessore? Qual è la differenza tra avere in città in quel momento una ronda o non averla? Perché noi abbiamo visto cittadini che hanno preso il telefonino e hanno iniziato a filmare. Io mi auguro che ci siano stati anche cittadini che hanno preso il telefonino e chiamato il 112 o comunque le forze dell'ordine per un loro intervento, e in 1 minuto e mezzo di video io non ho visto una volante arrivare. Forse lì è il problema della sicurezza. Ma cosa sarebbe successo se qualcuno avesse anche deciso di intervenire? O se ci fosse stato un ipotetico volontario della sicurezza con porto d'armi? Ah, no, non rida, Assessore, non rida, c'è poco da ridere. C'è poco da ridere, perché prima il consigliere Tosolini le ha chiesto: ci sono esempi di violenza causati dalle ronde? Ce ne sono. Guardi, può mettere su Facebook, ce l'ha lì, può mettere su Google: Torino, le ronde affrontano i pusher, rissa tra spacciatori e anziani. Allora, non è che voi state istituendo questo, perché poi ogni cittadino è responsabile delle proprie azioni, ma lo è anche oggi. Le risse possono accadere anche oggi senza una legge regionale che preveda altre cose, o vengano dotati di strumenti che poi abbiamo anche chiesto in commissione. Che strumenti saranno in dotazione di questi volontari? Non si sa. E allora è ovvio che io ho fatto anche l'altra ricerca, ho detto: beh, questi volontari della sicurezza, nella regione che ovviamente voi spesso citate un po' provocatoriamente, l'Emilia Romagna, cosa fanno? Allora, sono andato a vedermi un comune grande, praticamente quasi come la metà dei nostri capoluoghi provinciali, comune di Formigine, provincia di Modena, primi 6 mesi del 2020, occasione della giornata della polizia locale, hanno fatto report delle attività di quei gruppi di volontari della sicurezza. Sono 40 persone in un comune di meno di 40.000 abitanti e sono intervenuti in 149 servizi coordinati per fare per lo più che cosa? Distribuzione di mascherine, era i primi 6 mesi del 2020, e controlli delle regole di distanziamento per l'emergenza Covid. Né più né meno di quello che fanno i volontari della protezione civile. O ci avete detto che fanno i volontari della protezione civile, che ovviamente lo fanno, né più né meno. I pedibus nelle nostre città ci sono già, perché vi ho detto prima, nella 9-2009 i volontari ci sono già. È questo che vorremmo. No, questo è il problema. Il problema è capire alla fine di questa legge, io infatti ovviamente ve l'ho già detto, è capire quella che sarà la percezione che volete dare ai cittadini finita questa legge. Chiudo, Presidente, dicendo che sempre il consigliere Tosolini prima giustamente diceva: noi ci siamo presentati davanti ai cittadini con un programma elettorale. A Udine, no, voi vi siete presentati con un programma elettorale, i cittadini vi hanno votato.
Allora, se dopo 3 anni è successo quello che è successo a Udine 10 giorni fa, il sindaco Fontanini incontra le associazioni anche di Borgo Stazione e dice: Borgo Stazione è la battaglia di questa giunta per la sicurezza. Avete fallito. Se dopo 3 anni vi presentate dai cittadini a dire che Borgo Stazione è la battaglia di questa giunta in tema di sicurezza, avete fallito. Adesso questa legge rispetto a Udine, come interverrà sulla sicurezza dei cittadini di Udine? È questo che voi dovete ovviamente spiegarci e io mi auguro che ovviamente anche l'assessore nelle sue repliche ci possa dire cosa cambierà a Udine per permettere al sindaco di Fontanini, dopo 3 anni, di mantenere quella che era l'unica promessa elettorale che doveva mantenere, perché le altre se le tutte scordate. Grazie, consigliere Sergo.